Ma è una manifestazione insomma, che ormai è entrata nel cuore di tanti friulani ed è bello che si allarghi da prettamente gastronomica anche a vetrina di valori culturali e come in questo caso sportivi. Il Friuli in questo periodo sta vivendo in effetti da un punto di vista sportivo un'epoca dal grande splendore e quindi sarà una vetrina sicuramente affascinante. Tutto pronto quindi per la 31esima edizione di Friuli Doc che diventa sempre più, per così dire, multidisciplinare. Spazio importante per lo sport con il villaggio dedicato a Bruno Pizzulli in Giardin Grande. Quando si parla di sport il pensiero va anche a Italia-Israele, una partita che vedrà Udine protagonista nella prossima sosta per le nazionali. C'è attesa da un punto di vista sportivo e ricordo che lo sport prescinde dalla politica e questo credo debba valere sempre, debba valere per la Russia, debba valere per Israele, debba valere in ogni caso, anzi lo sport piuttosto può essere veicolo di amicizia e di relazione anche al di là delle ostilità politiche che spesso ci possono essere tra gli stati.